questo è l'Eproloco in sfida questa sera. Faedis e Moggio Udinese continuano quindi le sfide per raggiungere i quarti di finale, ma naturalmente continua anche il ripescaggio e tra poco vi faremo vedere le pagine del settimanale del Friuli, perché avete tempo ancora una settimana per votare la vostra Proloco preferita che volete rivedere ai quarti di finale. Eccola qui, queste sono le Proloco ancora in gara per il ripescaggio, quindi votatele attraverso i coupon che trovate da domani in edicola nel settimanale del Friuli, ma anche nel sito ilfriuli.it e naturalmente anche nella nostra pagina Facebook Lo Sapevo. Come vi dicevo, continuano le sfide, chi viene ripescato va di diritto ai quarti di finale, ma qui ci continuano le sfide per raggiungere appunto i quarti. Questa sera si sfidano Moggio Udinese e Faedis, e quindi chiamo i due capitani partendo da Giorgio Filaferro per Moggio Udinese e Michele Grando per Faedis. Eccoli qua. Bentornati. Grazie. Il sindaco di Moggio Udinese ha studiato tutto su Faedis, sindaco? Ho delegato. Quindi nella sua squadra sicuramente ci sarà qualcuno sì, che ha studiato tutto su Faedis. Tutto, sì. Come è andata la scorsa puntata? Bene. Vi siete trovati bene? Poi Ci siamo divertiti, è andata molto bene. È andata bene. Sì. Faedis, che voi insomma ormai Sì, siete tornati... avevamo già qualche puntata alle spalle, comunque il riscontro è stato positivo, molte persone mi fermavano, mi facevano i complimenti per la Ti hanno detto performance. che la televisione è un po'... Sì, ma io mi metto in nero così... Ecco, vedi anch'io, questa è la soluzione migliore. Allora, hai studiato tutto su Faedis? No, su Moggio Udinese, sì, scusami. Sì. Un pochino. ho Hai studiato, dietro una persona che ha studiato tutto? Sì, io spero signora? che sì, non siano stati negligenti e si siano un po' applicati. Ecco. Bene, vedremo nel corso della Sì. diretta, perché poi naturalmente ci sono anche i domandoni e c'è anche il gioco in friulano, e quindi vediamo se siete pronti anche in questa puntata. Facciamo un applauso ai capitani che si riaccomodano nella loro postazione con la pulsantiera. 0432 57 3517 per intervenire, per salutarci, ma soprattutto per prenotarvi ai 3 domandoni che questa sera sono legati a delle trasmissioni che hanno avuto grande successo qui a Telefriuli, perché noi questo mese abbiamo festeggiato i 40 anni, questo bel compleanno della nostra televisione, ospitando i conduttori, gli attori di trasmissioni che appunto hanno avuto successo in questi 40 anni. Lui non fa parte di tutti i 40 anni, ma di una buona parte, e quindi mi fa molto piacere chiamare qui in studio Michele Cupitò. Eccolo qua. Ti bacio. Ciao. Buonasera. 10-100.000, una delle tue trasmissioni di riferimento, e non solo, poi avremo modo di parlarne e faremo vedere alcune immagini, ma insomma Michele, tu ti sei divertito qua a Telefriuli, mi pare di capire che ci si diverte qui ancora. Innanzitutto ti ringrazio per l'invito, ringrazio Telefriuli, l'editore, perché insomma per me è un grande piacere essere qui e anche un'emozione, perché insomma questo studio era un po' diverso, un po' diverso. Anche tu eri un po' diverso, ma sei migliorato con gli anni, devo dirlo. Non lo so, lo Sì, diranno sì, chi sì, sta sì, a casa, sì. non lo so. Però detto da te mi fa innegabilmente piacere. No, dicevo, è un'emozione, è bello, e rivediamo un po' di cose, però sono state belle esperienze e mi fa piacere che le ho condivise con persone che sono ancora qui, con le quali collaborate, insomma. Ne parleremo, so che c'è un quiz, quindi non voglio dire altro. Non diciamo nulla. Non vorrei svelare non diciamo nulla, tu ti accomodi, magari puoi dare un aiuto alle nostre Proloco. Chi paga di più io. Va bene, facciamo un applauso a Michele Cupitò. Lì c'è la mia agente, vi mettete d'accordo. Là dietro le quinte, Paola Rizzotti, che saluto. Siete pronti? Sapete benissimo che i quiz sono suddivisi in argomenti, quindi andiamo a conoscere il primo argomento della serata e vediamo qual è l'argomento che, se è lo sport, se è il territorio, che cosa preferirebbe, Sindaco? Va bene tutto. Territorio, così rimaniamo un po'... Va bene anche quello. Vediamo, Sì, il primo argomento. Eccolo qua, invece cultura generale. Vediamo la domanda: chi era John Kennedy? Queste le 4 possibilità. Chiedo a Pier di accendere, Faedis già risponde di... Chiedo a Pierangelo Buttazioni in regia di accendere però anche i televisi monitor che abbiamo ai lati, perché altrimenti le Proloco non riescono a visualizzare al meglio le domande. Intanto Faedis, Michele, subito hai risposto. Sì, era abbastanza... Era abbastanza facile. 10 punti Faedis, Sindaco.
Mi raccomando, Certo, certo. 10 punti Fedis, Moggio Udinese 0, prossimo argomento. Sport. Nel 1956 le Olimpiadi invernali si sono tenute a San Moritz, Torino, Cortina d'Ampezzo, A, B, C o D, 1956. Fedis dice C e dice giusto. Fatevi un applauso. 18 punti Fedis. Ma cerchiamo. Allora, sindaco, deve avere fiducia. Funziona. Ho fiducia. Michele è più veloce. Sì, sicuramente. Sindaco deve essere più veloce con la Bravissimo. pulsantiera. Prossimo argomento. Dovete aiutare il sindaco, ragazzi. Territorio. Vediamo un video, avete 15 secondi, 10 punti in palio per dirmi qual è il luogo in questo video. Guardatelo bene. Sarà Gorgo, sarà Moimacco, sarà Sterpo, sarà Ponte Acco? Dove si trova il luogo nel video? È un mulino? È Ponte Acco, San Pietro al Natisone. Non ho mai visto. Il sindaco non ha mai visto semmai. La porterò perché poi si mangia una buona cubana, la strucchi, quindi non siete mai stati. Prossimo argomento. Ma neanche Fedi, insomma, non siete così. Enogastronomia, 15 secondi, 10 punti per dirmi il Kaiser Fleisch, carré di maiale affumicato con raffano, un piatto tipico di Kaiser Fleisch. Mai mangiato io, Mai mangiato. Gorizia, Udine, Sprimbergo, Amaro. Ecco, adesso però Michele mi devi dire la pronuncia esatta. Kaiser Fleisch. Ok, bravi, vediamo i punti, 27 punti Fedis, Moggio ancora 0. Sindaco, si faccia aiutare dalla sua squadra. Prossimo argomento e poi lanceremo un domandone. Musica, 30 secondi, vi faccio ascoltare un brano musicale, avete i titoli e dovete indicarmi appunto il titolo del brano. Vibrazioni. L'alba che scopre il mio viso, sono sveglio e mi vesto nel posto sbagliato. Moggio Udinese prova A così sbagliato. Bravo sindaco. 8 punti. Aspetta. Ha visto che funziona la pulsantiera? Sì, no, funziona. Si Ecco, sa che funziona. bene. Sì, di meglio. Quindi questa è la situazione. 8 punti Moggio, 27 Fedis. Lanciamo il primo domandone, Pier, così anche da casa si prenotano e vediamo qualche immagine di Michele Cupitò più giovane. Questo no, questo è attuale. Trasmissione del 99. Fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna e vada ben che non si bagna, che la voglio regalare, regalare. Insomma, adesso capisco perché Pier era così contento di essere il regista di questa trasmissione. Anche tantissime belle ragazze, quindi moda, intrattenimento, musica, tantissimi ospiti. Sì, c'era un po' di tutto. Abbiamo rivisto la storia del secolo, del Novecento, è andata in onda, non si dice quando perché poi Sì. non vorrei fosse argomento della domanda, io devo essere molto vago. Sì. È la storia del secolo rivista attraverso la moda, il costume, lo spettacolo, era un contenitore dove c'erano un gruppo di ragazzi, io li chiamavo ragazzi inutili, invece erano utilissimi perché si muovevano all'interno dello studio. Poi avevamo ospiti Beppe Lentini, una band di Trieste, i Neri per Asporto, poi avevamo altri ospiti nell'angolo culturale, ma so che questa sarà motivo di una domanda, non diciamo altro, un grafico che parlava della storia della grafica, Eliseo Dorbolò con una collezione di dischi straordinaria. Proprio abbiamo fatto questo contenitore che sembra sia piaciuto, insomma. Sì, ha avuto grande successo. 0432 573517 per prenotarvi, chiamare, ci dovete dire il titolo di questa trasmissione. Ci sono stati già degli aiutini perché chi è stato attento al video
poteva anche capirlo, quindi mi raccomando, fate attenzione, chiamateci. Pubblicità con l'applauso delle Proloco e poi vediamo come andrà a finire la sfida tra Fedis e Moggio Udinese. Lo sapevo, la sfida tra Fedis e Moggio Udinese, ma c'è ancora un domandone in palio, quindi 0432 57 35 17, lo vedete anche nello scorrimento, per chiamare e prenotare. Abbiamo 2 telefonate, ci dicono, vediamo chi è il primo che ha preso la linea. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Viviana. Viviana da dove? Da Moggio. Da Moggio. Bene, sindaco. Contento? Bene, sì. Vede che poi dice che a Moggio Udinese non si vede Telefriuli, la signora ha chiamato. Certo. Viviana, ci dica un po' come si intitolava questa trasmissione condotta e ideata da Michele Cupitò? 10, 100, 1000. Brava, perché l'ho data io la risposta, brava. Viviana, lei può regalare 10 punti. C'è il suo sindaco qua, veda lei. Al mio sindaco, sì. Sì, 10 punti a Moggio Udinese. Grazie. Sì. Fate un applauso a Viviana. Abbiamo ancora in linea l'altra telefonata. Pronto? Con chi parliamo? Ha messo giù? Ha messo giù, perché ormai... Peccato, perché ci piaceva anche sapere da chi chiamava e da che parte del Friuli chiamava. 10-100.000, ho dato io la risposta subito, quindi abbiamo facilitato, però Direi di sì. abbiamo, insomma, io lo faccio anche per i telespettatori per incentivarli a telefonare. 18 punti Moggio, Fedis 27, ma volevo fare vedere delle belle immagini di questa trasmissione. Perché? Perché tu coinvolgevi, forse nell'ultima puntata, adesso non so bene quale fosse questa puntata, però mi piaceva far riproporre queste immagini perché vediamo intanto il mio regista Pier, giovanissimo, tu che sei giovanissimo, proprio tondetto rispetto ad oggi, e poi anche altri nostri operatori, colleghi che hanno fatto parte di questa trasmissione. Vediamo. Mollate le telecamere, io non so che qua dietro, qua vi voglio, a cominciare da... No, cosa state lì dietro? Siamo qua, Paolo vieni qua. Riccardo qua, tutti qua, voglio presentarvi perché se siamo andati in onda è grazie a voi. Vieni Paolo, vieni, no, cosa fare? Vieni, Sabina me lo vai a prendere per cortesia, grazie, perché so che ha una particolare... No, il direttore non sta in camera, vieni qua, mollate le telecamere, vediamo cosa succede, mollate le telecamere. Il tuo nome, dove sei? Dove sei? Il tuo nome, dove sei? Presentati. Marco Pellegrini Pillo. Vai. Paolo. Riccardo Riccardi. Fermi, perché qualcuno deve pensare ad inquadrare lui. Chi va? Questi sono stati coloro che ci hanno fatto compagnia. Da qua, di qua, ti inquadra quello. Piero, vai, anche Piero un applauso. Ragazzi, applausi perché... Se siamo andati in onda è grazie a loro e a questo punto tentiamo di fare una cosa. Non so come siamo coi tempi, però 2 ragazze vanno a prendere Pierangelo Buttazzoni. Pierangelo, grazie. Fermi, rigoroso silenzio per colui che ci ha dato le immagini, grazie agli amici che abbiamo presentato prima. Com'è andata? Vedi, basta che guardi che stati. Sì, stanchissimo come al solito. Ci sono dei ringraziamenti da fare ad altri amici però che sono in regia. Sì, allora innanzitutto volevo ringraziare Andrea e Claudio che sono su in regia, che mi stanno seguendo. Applauso, grazie. Hai già ringraziato quelli che sono qua dentro. Un ospite d'onore alla volta, abbiamo conosciuto la parte tecnica, io davvero voglio ringraziarli perché sopportare gente come noi non è stata facile, anche però, perché... Ti volevo dire una cosa, siamo partiti da Lignano il mese di gennaio con un freddo cane ed erano più svestiti di stasera. È vero, è verissimo. Sì. Allora... Beh, bellino Pierangelo Buttazzoni, giovane, Paolo Bassi che avete visto. Io volevo fare un po' come Cupitò, chiamare qui Paolo Bassi vicino a me, che insomma ha fatto la storia di Telefriuli, eccolo qua, un pezzettino di storia, eccolo qua. E vicino a me, che non si sa mai, magari tra 20 anni festeggeremo i 60 anni, Tommaso Ravo che è il più giovane di Telefriuli, dipendente, operatore, eccolo qua. Quindi faccio un po' come Cupitò. Grazie a tutti e 2 e chissà, magari festeggeremo ancora più avanti un altro compleanno. Intanto ho portato via un po' il mestiere a Cupitò in questo momento.
Facciamo un applauso a Paolo e a Tommy. Pierangelo Buttazzoni in regia non si può muovere, ma lo saluto ed è assieme a Luca Fornasiero. Insomma, davvero era una bella squadra, vi siete tanto divertiti e forse anche questo è il segreto del successo. Ma guarda, io credo di sì. Io adesso a rivedere le immagini sto rivivendo esattamente tutto quello che è accaduto in quella trasmissione e mi fa ancora piacere vederla perché eravamo un gruppo di persone straordinarie. Io credo che le trasmissioni non si fanno mai da soli. Lì c'è stata un'idea, ho avuto la fortuna di trovare chi ha creduto in quel progetto che era un po' folle perché sai, adesso si fanno programmi sul revival, le cose passate. Quella volta era veramente una novità e ho trovato un gruppo di amici, perché veramente erano amici. Ho detto ragazzi io faccio questa cosa, ci siete, venite e sono venuti tutti e siamo riusciti a creare un ambiente divertente con la collaborazione anche dei tecnici. Ne parlavo prima con Buttazzoni, la trasmissione nasceva, succedeva qualcosa, c'era la band che cantava piuttosto che i ragazzi che ballavano. Io andavo a una cuffia, Pierangelo, io dopo farei questo. Sì Michele, mettiti di qua. Non era proprio così tranquille, ci dicevamo le cose, come tu puoi immaginare, ma io devo farlo a fini televisivi e riuscivamo a improvvisare tantissimo e questa cosa ci faceva piacere farla passare a casa, cioè la gente capiva che poteva succedere di tutto, nel lecito ovviamente in quel programma. E insomma, è bello, grazie per farmi rivivere questa cosa, grazie. Io chiederei a Pierangelo di partire con il secondo domandone, così vediamo altre immagini di questa trasmissione, perché appunto tu dicevi che c'erano tanti ospiti e quindi vogliamo sapere in particolare chi è l'intervistato da Michele Copitò. Vediamo. Oh, oh. 0432 573517. Non vi diamo aiutini perché penso che sia davvero facilissimo, quindi mi raccomando prenotatevi. Si stanno già consultando qui i nostri concorrenti, ma siete voi da casa a telefonare, quindi a darci la risposta esatta. Sindaco si mette in posizione perché partiamo con il quiz e andiamo a conoscere il prossimo argomento. Intanto da casa prenotatevi, chiamate. Il sindaco di Moggio chiede attenzione alla squadra e infatti fa bene perché adesso dovete fare attenzione a questo video e dovete dirmi qual è il luogo. Guardatelo bene, dove si trova? Gonars, Muzzana, Rivignano Teoro, Palmanova? Questa bella chiesetta in una frazione di uno di questi. Non è Rivignano Teoro, Moggio sbaglia, rimane Gonars, Muzzana e Palmanova. Gonars, è la località bordiga di Gonars, questa bella chiesetta. Andiamo a conoscere il prossimo argomento. Non conoscete benissimo la nostra regione, eh? No? Cultura generale. Concentrato. 30 secondi, guardate bene questo film. L'estratto di questo film, dovete dirmi il titolo. Ah, questa sarebbe la polenta. Walter, porta le sedie. Papà, c'è anche la salsiccia. Vedete Alberto Sordi. Un americano a Roma non è il titolo. Mafioso, il vedovo, tutti a casa. Fedis, tutti a casa. 8 punti per Fedis, bravi. La situazione vede Fedis in vantaggio, 35 punti, 11 Moggio Udinese. Siamo messi malino. Malino, ma non si preoccupi che adesso vediamo qual è il prossimo argomento. Ce ne sono ancora un bel po' di quiz, ci sono ancora 2 domandoni. Quello che abbiamo lanciato è il prossimo. Sport, Pierluigi Collina è stato miglior arbitro della Serie A per quante volte? Guardiamo le possibilità. 7, 5, 10 o 9. Nessuno è sportivo qui, eh? Nessuno ci prova, avete ancora 5 secondi, 4, 3, 2, 1, 10 volte. Nessuno lo sapeva. Allora vediamo il prossimo argomento, così poi vediamo se c'è anche qualche telespettatore in linea per il domandone. Cultura generale. Dove sbarcano gli alleati il 22 gennaio 1944. Marsala, Trieste, Quarto Anzio, Moggio di Ciampi, giusto, 9 punti in più. Più
più carica però, Prossimo argomento, 20 punti Moggio, Faedis 35. State recuperando piano piano. Prossimo argomento. Musica, brano d'ascolto, quindi 30 secondi e 10 punti in palio. Vediamo, anzi ascoltiamo il brano di Annalisa. Moggio, provaci. Il mondo prima di 3, bravi. Adesso me la deve cantare però, sindaco, Me la deve cantare. La canta lui, Beh, bravi, è stato lui il ragazzino giovane che ascolta Annalisa. Molto bene, 28 punti Moggio, 35 Faedis, abbiamo un telespettatore per il domandone. Pronto? Con chi parliamo? Abbassi il volume, se no sentiamo tutto. Il rimbombo. Pronto? Pronto? Con chi parliamo? Pronto? Sì, mi sente, mi vede, sono io, Sì. in diretta. Vedo e sento. Perfetto. Come si chiama? E da dove chiama? Enzo. Da Maiano. Da? Deve abbassare il volume del televisore, sa? Altrimenti sentiamo Maiano. Maiano. Maiano, ha detto bene? Allora, lei sa dirmi chi è l'intervistato da Michele Cupitò? A me sembra Cappello. No, Cappello no. Non è la risposta esatta. Grazie comunque per aver chiamato. Va bene. Abbiamo un altro telespettatore? No. Dobbiamo dare un aiutino, secondo te, Michele? Diciamo che è una persona che portava nella trasmissione, in ogni puntata, un filmato storico. Ecco, e già questo è un Legato bell'indizio. comunque a un qualcosa. Sì, è già un bel indizio questo. Facciamo vedere nuovamente l'immagine, così i telespettatori riescono a capire meglio qual è il personaggio legato al mondo della cultura, intervistato da Cupitò. Abbiamo una telefonata, altrimenti andiamo in pubblicità o lanciamo il terzo domandone? Vediamo cosa mi dice la regia. Queste sono le immagini del personaggio intervistato da Michele. Abbiamo già dato un indizio. Sì. Cosa? L'altro domandone? Lanciamo un altro domandone, perché ha fatto tante interviste, Michele, anche in altre trasmissioni, non solo 10-100.000. Vediamo la prossima. Un po' di giustizia, il Padre Eterno ha guardato giù, ha visto che erano troppi anni che provavo, allora ha detto ciao, ma questo qua togliamocelo di torno. L'inverno prossimo? L'anno prossimo Striscia la notizia ancora. Basta che diamo figo. troppe indicazioni, Questa troppe. è facile, Questa è facilissima. Vabbè, la gaffe che ho fatto io, che ho detto subito il titolo della trasmissione, ma qua abbiamo detto praticamente tutto, lasciando questo audio, anche perché io avevo lasciato a Pier un'altra immagine di lui che ti prendeva qui. No? Sì, esatto. La trasmissione si chiamava Bellissima Estate e questa persona, che voi sapete che si chiama mi ha preso per la guanciotta e mi ha detto bellissimo estate. C'era stato quel gioco di parole, però insomma, era in questa trasmissione. Legato al bar. Allora, era una trasmissione Bellissima Estate di bellezze, quindi c'erano tante belle ragazze, veniva registrato all'interno di un locale in provincia di Treviso, eravamo espatriati per quel periodo, e all'interno di ogni puntata, ecco stanno andando in onda delle immagini, all'interno di ogni puntata avevamo inserito un ospite tra gli artisti che si esibivano al Festival Bar. E abbiamo avuto quello, abbiamo avuto Zucchero, abbiamo avuto Samuele Bersani e abbiamo chiuso con un'intervista a Vittorio Salvetti, l'indimenticato patrono del Festival. Sì, e dovremmo avere anche qualche immagine che appunto fa riferimento a questa bella intervista che avevi fatto proprio a lui, però mi dicono che abbiamo una telefonata. Pronto? Con chi parliamo? Ecco, questa è l'intervista che avevi fatto proprio all'epoca. Pronto? Con chi parliamo? Sì, buonasera. Con chi parliamo? Buonasera. Massimo da Montenaris. Marco. Massimo. Allora, prima ci deve dire, vuole rispondere al domandone numero 2 o al numero 3? Prima di tutto. Vuoi rispondere quello, il terzo con i Iacchetti? Bene, ha fatto tutto lui. Benissimo. Bravo, era facilissimo, non poteva non saperlo. Bene, allora lei ha 10 punti in palio da regalare ad una Proloco in studio.
a Moggio Udinese, che voglio salutare Giuliana Pugnetti. Sì? E il signor Quella Giorgio. è Fedis, andiamo a Moggio, eccola. Sì, voglio salutare la signora Giuliana Pugnetti e il signor Giorgio Cividino. Ah, il sindaco proprio no, Non lo conosco. Non lo conosce, va bene. Grazie, beh, insomma il sindaco ringrazia comunque, no? Per 10 punti. Bene. Pubblicità, poi vi daremo qualche altro indizio, eventualmente se non chiamate per l'altro domandone, e poi continuiamo con il gioco, perché ci sarà anche il gioco in friulano, tra poco lo sapete. Di nuovo assieme in diretta, lo sapevo, sfida tra Fedis e Moggio Udinese. Abbiamo telefonate per il domandone? Una. Pronto? Chi parliamo? Sì, ciao, sono Lorenzo da Moggio Udinese. Renzo. Lorenzo. Bene, Lorenzo. Allora, penso di aver indovinato la persona del domandone. Ci dica chi è allora? Potrebbe essere Paolo Jacob della Cineteca di Gemona? Allora... Dipende da lei, io non mi assumo questo. Il 50%, diamo 5 punti, perché il 50% della risposta è giusta, il 50% no. Allora, o diamo 5 punti su 10 o la dovete vedere voi, insomma. Comunque gran parte, cioè io chiedo al regista, in regia. Secondo me ci siamo, dai. La diamo buona perché è Livio Jacob, direttore. Sì, giusto il fratello, Va bene, dai, adesso. la diamo per buona. Esatto, Bene, bravo. praticamente uguali, Facciamo un applauso. direi. Bravo. Però, sì, è una, 10 punti, immagine dobbiamo d'epoca. chiedere ufficialmente a chi vuole regalare 10 punti, anche se lei è di Moggio, Beh, magari ha trovato una simpatia, mi sta Fedis. simpatica, ma essendo di Moggio mi dispiace, devo per forza 10 i punti a Moggio, insomma, mi pare giusto. Lei conosce il sindaco? Sì, beh, conosco tutti i miei compagni. Ah, ecco, bene, bene. Allora, facciamo un applauso. Grazie, Lorenzo. 10 punti. Ciao ragazzi, forza! Quindi Moggio adesso ha 48 punti e Fedis 35. Insomma, i domandoni vi hanno dato... Ci siamo attrezzati bene con sì, l'esterno. Bene, bene. Insomma, hai avuto tanti personaggi, quindi oltre alla musica, moda, anche creavi questi angoli dedicati appunto ai tuoi ospiti. Sì, Livio Jacob della Cineteca del Friuli, ricordiamolo, era un ospite fisso nelle 10 puntate e arricchiva la nostra trasmissione con dei filmati davvero straordinari. E insieme a lui, la parte storica, c'era un'altra persona che io ricordo con tantissima simpatia e sicuramente chi ci seguiva lo ricorderà, era un signore che si chiamava Marcello Cervo, un uomo di, credo avesse già... Eccolo, lui? È lui. Un signore toscano che abitava a Monfalcone, che era stato contattato da Livio Comisso, il grafico appunto che ti dicevo prima, che aveva creato anche quel logo bellissimo, e lui ci parlava della storia ma vista da un angolo molto particolare. Lui aveva, non sono mai riuscito ad andare a casa sua, ma aveva un vero e proprio museo, ci portava dei reperti, delle cose particolarissime e riusciva a narrare la storia in una maniera straordinaria. E loro due erano i pilastri della storia del Novecento, erano ospiti fissi e regalavano veramente un momento molto molto bello, molto intenso. Questo è il Una ricordo bella che ho di loro. trasmissione, questa davvero molto ricca. Tu però non avevi il friulano che ho io al quiz? No, mi è mancato. Ecco, Io volevo vedi? fare un qualcosa di storia friulana, ma non sono riuscito a trovare l'ospite che mi andava giusto. Allora Fedis ha la possibilità di scegliere la busta, la 1 o la 2. All'interno ci sono 10 parole, o in italiano o in friulano, e tu mi dovrai dire La 1. il significato. La 1, quindi vediamo, tu preferiresti avere la versione dall'italiano al friulano o dal friulano all'italiano, Michele? Dal friulano all'italiano. Ecco, sai che hai 1 minuto di tempo, se sbagli ritorniamo indietro, e infatti hai dall'italiano al friulano. Perfetto. 1 minuto, Pier adesso mi lancerà il tempo. Incontro. Inquintri. Convegno. Convigne. Convento. Incontro. Inquintri. Convegno. Convigne. Convento. Convento. Suora. Muinie. Frate. Frari. Sacrestano. Muini. Chirichetto. Zago. Quaresima. Quaresima. Ascensione. Sense. Elemosina.
carità. Con entusiasmo, però Sì, bravo. Hai dietro praticamente il filologico. Bravissimo lui. Bravi. In meno di un minuto 10 parole, però ha fatto tutto lui. Si chiama? Paolo. Paolo, davvero molto bravo perché le sapeva tutte. Moggio Udinese, dal friulano all'italiano. Sindaco, come siamo? Proviamo. Proviamo. Dal friulano all'italiano. Io adesso ho dato 10 parole in italiano e loro me le dicevano in friulano. Adesso invece dal friulano all'italiano. Ha un aiuto in particolare? Sì, ma un po' tutti. Fate squadra. 1 minuto di tempo e io vi dirò le parole in friulano. Chi sbaglia poi ritorniamo indietro. Famè. famiglia, Bre. tavola, Ble. Ple. bieda, Ple. piega, Scre. Scre. scheggia, Famè. famiglia, Bre. tavola, Ble. piega, Scre. 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 grafio, Famè. famiglia, Bre. tavola, Ple. piega, Scre. prima volta, inizio, Famè. famiglia, Bre. piega, Ple. piega, Scre. Scre. iniziare, Pavè. farfalla notturna, C'è. c'è, ciglia, C'è. Se. sega, Splane. spianare, Tempo scaduto. Splane era pialla. Montane era la piena, l'alluvione. Buchetta era spioncino, apertura. Diciamo che Scre era inizio inaugurazione, quindi ve l'ho data comunque per buona. Voi siete arrivati fino a Se, quindi 7 parole su 10, non male. Vi siete questo un scre po'... che non sapevo. era difficile. Si sa, ma è un significato un po' Sì, strano. esatto, no? esatto. Bene, non è andata male. Cosa dice? Come si chiama il suo aiutante? Giorgio, Giorgio, tutti Giorgio. Giorgio. Fatevi un applauso e cambiate... Perché devo andare... Ecco, bravi. Perché adesso c'è un altro gioco legato naturalmente alle 2 Proloco. Vogliamo sapere se le Proloco hanno studiato il loro avversario o se comunque conoscono il loro avversario. Le Proloco hanno preparato delle domande che mi hanno consegnato. Moggio Udinese adesso in vantaggio a 55 punti, Faedis 45. Vediamo se Faedis ha studiato su Moggio Udinese tutto. Vogliamo sapere in che anno è stata edificata l'abbazia di Moggio. 1119. In che anno è stata edificata? Perché è andato così sicuro, ma è esatta la data? Edificata? No. Quindi la risposta è 1763. La montagna più alta del comune di Moggio Udinese è? La montagna più alta? Il monte... La signora dietro non riesce a darti dei consigli, dei suggerimenti? No. Il sindaco? No, il tempo ormai è scaduto. Sì, sì. La crete di Aip. Famosissimo. Sindaco, bisogna fare più promozione sul vostro territorio perché Faedis non conosceva, non sa niente. Vediamo se invece Moggio ha studiato tutto su Faedis. Con quale paese della Catalogna è gemellato il comune di Faedis? Sindaco ci sta Non pensando. ho la più pallida idea. Se non... Lo sapete? Non vi viene in mente. A Faedis lo sanno? Tersol. Nel 2018, che edizione della festa delle castagne e del miele di castagno sarà? La numero? Non avete studiato. 30. Era 38, proprio non sapete nulla sul vostro avversario, rimane questa la posizione la vostra situazione. Andiamo in pubblicità e poi ritorneremo in diretta con altri quiz e in altre immagini delle trasmissioni di Michele Cupitò. Tra poco.
qua di nuovo assieme, lo sapevo, in diretta. E in diretta poi in pubblicità noi chiacchieriamo, le nostre proloco mangiano caramelle perché insomma è ora di cena, quindi... però dobbiamo ritornare in gara, Sindaco. Bene. Vedete che adesso volevo chiedere a Pierangelo se possiamo far vedere il punteggio, perché mi sembra che Moggio appunto sia sempre in vantaggio, 55 punti, Fedis 45, non ci sono più domandoni, quindi dovete giocarvela tutti e voi, tutto qua, e poi potreste andare anche ai quarti di finale, quindi vediamo come va a finire. Ma io volevo chiedere a Pier in regia anche se è possibile far vedere altre immagini dei 10-100.000 e se era possibile far vedere anche un po' di sfilate e poi di questi abiti che facevate vedere che facevano parte un po' della storia, no? Perché proprio richiamavano Allora, la storia. 10-100.000 erano proprio i 10 anni, 100 anni e 1000 anni, visto che è andata in onda nel 99, e ogni puntata, erano 10 puntate, parlavamo di 10 anni in ogni puntata. E poi si ballava, E attraverso, sì, beh, la cosa bella era questa, che tutti gli ospiti, ma anche gli ospiti seri, quelli dovevano comunque adeguarsi al contesto. Avevamo trovato un collezionista di abiti originali dagli inizi del Novecento a praticamente il 90. E quindi ogni puntata noi presentavamo degli abiti originali indossati da... Cercami la Paola Rizzotti, da Pier. modelle appunto di Paola Rizzotti, che ripartiva da Mantova, pensa, arrivavano da Mantova con il collezionista, e c'era un gruppo di acconciatori che trovavano le acconciature quelle specifiche. Questa sì, e questa è lei. Sì. Confermo che è lei. E quindi c'era anche questo momento moda dedicato, e quello era il collezionista, Luca Guidi, quello che vedi. Ma che inquadrature facevano Non una lo volta? so. Cioè... Colpito dai fiorellini, qualcuno era colpito dal fiorellino. Sì. E non è il fratello di Fiorello, proprio era il fiorellino quello. E avevamo questi abiti, questo di Paola non so se era una, forse sì, poteva essere anche questo un abito, forse per una sera è sfilato anche lei con l'abito d'epoca, con questi abiti d'epoca straordinari, tutti originali, e questo ci serviva a far rivivere le atmosfere degli anni che andavamo a trattare. Poi abbiamo fatto anche una ricerca nelle presentazioni su episodi, fatti e curiosità del decennio che andavamo a trattare. Livio Jacob, adesso possiamo dirlo, ci portava gli abiti i filmati di quel decennio trattato, e poi io voglio anche ringraziare, abbiamo sentito prima la sigla, ma quel Mazzolin di fiori cantato da Topo Gigio è stata una trovata geniale del DJ Gianmarco De Michelis, che era ospite fisso in studio con noi, quindi c'era la musica dal vivo. Quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna, quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna, quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna, e bada ben che non si bagna, che la voglio regalare. Ecco, Gianmarco mi aveva sottoposto delle canzoni e ci siamo innamorati di questa, perché insomma era la sintesi, poi la sigla che aveva fatto Pierangelo, bellissima, dopo 20 anni glielo dico, sei stato bravo, e poi l'idea dei protagonisti nella sigla, delle foto da protagonisti da bambini, e hanno compreso Pierangelo, credo che Pierangelo abbia una foto da bambino nella sigla, ma l'ha giustamente oscurata. Bene, questo mi faceva piacere insomma vedere anche Paola Rizzotti, poi naturalmente con te il mondo della moda, dei concorsi di bellezza. Chiederei a Pierangelo se riusciamo a far vedere anche una immagine, un video che fa riferimento ad un'altra trasmissione. Sei bellissima? Sì, sei bellissima estate. C'era sì. Tu sei bellissima, tu la sei versione bellissima, invernale con allora Enzo tu sei Driussi. bellissima Allora probabilmente era quella con Enzo Quella Driussi. perché tu partecipavi portando lì un concorso di bellezza. Esatto, sì, io lì ero molto giovane, credo che sia stata la prima trasmissione dove ho avuto un ruolo qui a Telefriuli, lì era il 95, e lì facevo un'apparizione in trasmissione, il programma era di Enzo Driussi, che tra l'altro saluto e ringrazio perché so che è stato ospite nello scrigno di Daniele Paroni e so che mi ha citato, quindi ringrazio Enzo di questo. E io portavo delle ragazze e poi facevo una piccola apparizione, credo che le immagini, questa è la sigla, le immagini, poi abbiamo fatto la finale in un casino, tra l'altro, di questa edizione, di questa trasmissione, dove aveva protagoniste appunto le ragazze. E da lì poi è nata Bellissima Estate, dove c'erano le interviste che abbiamo visto prima, a Iacchetti, adesso posso parlare in libertà finalmente. Ecco, che il concorso era Ragazza Più? Sì, esatto. Ecco, perché l'ho fatto anch'io con te. Lo so. Lì. Ricordo, è stato il primo concorso. Ecco, Paola adesso inquadrata, sei in onda, al Paola buio. Rizzotti, al buio. Saluta. Poi come fanno? Saluta. Sei in onda, Paola. Ciao mamma, c'eri. È dietro le quinte. Facciamo un applauso a Paola Rizzotti perché lei non sapeva niente, non voleva neanche andare in onda, però i nostri tecnici l'hanno beccata.
Quindi diciamo che, ecco, facciamo vedere anche un estratto della trasmissione con Driussi, visto che l'hai citato prima. Se riusciamo, Pier, non solo la sigla, facciamo vedere anche quell'estratto tra un po'. Sì, lì era la finale proprio. Lì era proprio la finale, sì, tu hai sempre portato la bellezza, i concorsi di bellezza. Io ho portato la bellezza. No, tu le presenti. E quindi diciamo che anche questo elemento ha avuto successo in TV. Sì, sicuramente. Il programma era bello perché era registrato in studio nelle varie fasi del periodo invernale, poi si è concluso con la finalissima, dove tra l'altro poi una ragazza è andata alle finali di Ragazza Più, concorso che tu conosci, quindi insomma è stata una cosa interessante che è piaciuta. E poi, ripeto, io sono affettivamente legato a quella trasmissione, poi da lì è nata Bellissima Estate, dove ho avuto un ruolo, come si è visto, un po' diverso, più da conduttore completo. Facevo già delle cose prima, però mi era stata offerta quell'occasione. E da lì poi sono mamma mia. Non sono io, quello lì magro coi capelli corti non sono io, è un'altra persona. Fa effetto rivedersi. No, io piangevo l'altra sera quando ho visto il filmato, non è che faceva effetto, ero disperato. Anche il confronto, adesso avete anche la foto di quando ero bambino, se volete, col piede nella torta, nella sigla dei 10-100.000, così io stasera ho finito, io pensavo che fosse una rinascita stasera, ho capito che mi avete fatto chiudere 30 anni. Guarda che bei ricordi. Era Ervino, lui Ervino Drigo, che nello studio che c'era all'interno qui aveva un angolo bar, perché c'era proprio, non ci facciamo mancare niente, tu sei bellissima, e mi sembra che l'idea di tu sei bellissima, adesso mi sovviene perché poi mi rimprovera, nella sigla è scritto Enzo Driussi e Pierangelo Buttazzoni, credo che la trasmissione fosse loro, bisogna tenersi sempre buoni registi, lo dico a voi. Sì, Buttazzoni è sempre presente. Bene, insomma abbiamo rivisto queste belle immagini, dobbiamo tornare in gioco, vi siete riposati un attimo e adesso ritorniamo in gioco e andiamo a vedere il prossimo argomento. Vediamo se Moggio Udinese riesce a mantenere il vantaggio. Territorio. 10 punti, 15 secondi per dirmi. Il Piancavallo è stata la prima stazione sciistica in Italia a dotarsi di soccorso antivalanga, innavamento artificiale, seggiovia in quota, aperitivo per tutti, A, B, C o D. 8 secondi ancora, Fedis dice D ed è giusto, 7 punti, bravi. Fedis si avvicina a 52 punti, 55 Moggio, andiamo a vedere il prossimo argomento. Sempre così ultimamente, Si gioca fino alla fine. Cultura generale. Avete 10 punti, 15 secondi per dirmi quando cadde il muro di Berlino. Vediamo le possibilità. Moggio Udinese risponde 1989, 10 punti. Bravi. Prossimo argomento, vedete che Moggio è sempre in vantaggio. 65 punti. Prossimo argomento, Fedis 52. Territorio, guardate bene il luogo nel video e dovete dirmi dove si trova. Sarà Marano, sarà Pocenia, Grado o Talmassons, A, B, C o D. Guardate bene questa piazza, questo campanile, tra poco si... Ah, molto lo sapevano, Marano Lagunare, la torre millenaria. Bravi. Moggio continua a mantenere il vantaggio, ma ci sono altri quiz e scopriamo il prossimo argomento. 72 punti Moggio, Fedis 52. Vediamo il prossimo argomento. Concentratevi anche a Fedis, Musica, un brano all'ascolto, dovete dirmi il titolo. 30 secondi. Non l'avete neanche sentita, non mi avete fatto niente, la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo. Bravi. Però fatemi un applauso, ragazzi, no? 72 punti Moggio, 62 Fedis. Metti a calma, non fate Avete messo tutte. Vi giocate tutto nei prossimi quiz, soprattutto in questo, vediamo perché. La sorpresa vale 20 punti, ma avete più tempo per pensarci perché è più difficile. Quindi avete 20 secondi e 20 punti, dovete dirmi qual è il codice catastale della città di Pordenone.
I904, H816 e 463G 888. ABCD, avete ancora 5 secondi, non vi lanciate neanche a Faedis, nessuno si butta, era G888. Per fortuna. Il sindaco dovrebbe sapere. Tutti. Allora andiamo in pubblicità perché poi si gioca tutto nella prossima parte. Vedete che Moggio è in vantaggio di 10 punti su Faedis e quindi i prossimi qui saranno decisivi per conoscere la prossima Proloco che andrà ai quarti di finale. Quindi facciamo un applauso alle due Proloco che si giocano tutto. Ed eccoci di nuovo assieme in diretta, la sfida tra Faedis e Moggio Udinese, pronti con la pulsantiera, sia il sindaco sia Michele Grando, siete pronti? Ma io volevo tornare da Michele, ecco questa è la situazione, 10 punti avete e adesso davvero si gioca tutto. Parlando di quiz, anche tu hai fatto un quiz davvero particolare che coinvolgeva le coppie. Ma sì, era un'idea che era nata anche quello nel 96, credo, 95-96, in quel periodo, si chiamava Viva le coppie. Abbiamo fatto 30 puntate, le registravamo alla discoteca La Grotta di Artegna e si scontravano, per modo di dire, a son di domande e risposte, delle coppie di fidanzati, marito e moglie, amici che secondo me in realtà nascondevano fidanzamenti, ma si spacciavano per amici, e quindi c'era questa gara tra loro dove la coppia che vinceva alla fine, perché c'erano le varie qualificazioni, ha vinto un viaggio, mi sembra a Parigi, adesso c'era comunque un viaggio in palio, e una parentesi bella della trasmissione è che queste coppie si portavano degli amici in studio e gli amici erano protagonisti delle domande perché ci raccontavano aneddoti sulla coppia. Ah, bello. Sulle singole componenti della coppia, Bello. Quindi sono uscite anche delle cose curiose. Che la coppia stessa non sapeva. Che è successo? Bellissimo. Non si sono mai picchiati, però ecco, vedi, lo sapevo io, che poi basta dargli l'imbeccata a Pierangelo e adesso finisce. Proprio, se mi volete mandare via, faccio come fanno in tutte le trasmissioni, quelle importanti, mi alzo e me ne vado. Come fanno? Sto scherzando. Vedi però, un po' di par condicio, siamo in par condicio, quindi anche Pierangelo lo vogliamo vedere. Carino, Pier. Cosa figlia lì probabilmente? Adesso non lo so chi è, io guardo chi c'è sulla nostra sinistra. È la piccola, sì. No, e dicevo appunto, era stata una bella cosa, è un quiz anche carino, insomma, era stato impostato, una cosa molto simpatica, mi sembra sia piaciuto. Bene, ritorniamo in gara. Pronti? Moggio e Faedis, andiamo a conoscere il prossimo argomento. Ancora 5 domande decisive. Territorio, guardate bene questo video, guardate bene dove si trova il luogo nel video, a Rive d'Arcano, a Fagagna, Maiano, Gorizia. Guardatelo bene, è un castello. Cercate di capire dove si trovano. Rive d'Arcano, nessuno lo sapeva, era Castello d'Arcano. Prossimo argomento. Volevo provare. Sono difficili questi quiz. Concentratevi, fate silenzio perché arriva la musica. 30 secondi, ascoltate questo brano di Giorgia. Faedis dice Regine di notte, dice bene, 9 punti, bravi. Guardate la situazione, 72 punti Moggio, 71 Faedis, mancano 3 domande. Prossimo argomento. Cultura generale. 15 secondi, 10 punti per dirmi di quale giornale fu direttore Mussolini. Il Fatto Quotidiano, l'Avanti, Moggio Udinese dice l'Avanti ed è risposta esatta. 82 punti, quindi Moggio Udinese, vediamo Faedis e quindi vediamo la situazione prima di conoscere il prossimo argomento. 71 punti Faedis. Prossimo argomento. Sindaco è concentrato, Michele anche tu concentrati. Territorio, non ci sono video. Quale di questi comuni della Carnia si trova nel canale d'Incaroio? Paolaro, Comeglian, Sovaro, Paluzza. Paolaro non è esatta, quindi rimangono
No. No. 5, 4, quindi Faedis non ci prova perché è ovaro, quindi anche Faedis. Questa è una domanda che ci ha mandato la stessa Prolocco. Secondo loro è sbagliata. Adesso andiamo a fare eventualmente una verifica, Pier, perché possiamo anche fare una verifica visto che il punteggio è così vicino. Intanto proviamo lanciamo l'altra domanda e facciamo la verifica. Chiedo a Gianni che magari è al computer o a Pierangelo. Allora dovrebbe essere che Tommy sono nella stessa valle. Concentrati, concentrati. Prossima domanda, è la sorpresa da 20 secondi da 20 punti. Chiedo alla regia se possiamo fare le verifiche così. Intanto questa è l'ultima domanda della puntata. Cosa venne approvato dall'ONU nel 1963? La legge sull'aborto, la legge sul divorzio, l'abolizione della pena di morte, la dichiarazione. Faedis dice la dichiarazione sulla discriminazione razziale ed è giusta. Però adesso devo chiedere a Pier se avete fatto la verifica sulla penultima domanda. Quale di questi comuni della Carnia si trova nel canale di Incaroio? Quindi vediamo. L'annulliamo. L'annulliamo perché a questo punto sì, l'annulliamo perché secondo voi è così e quindi anche il punteggio dobbiamo verificarlo tra poco. Perché per noi la risposta è quella del gioco. Allora intanto parliamo delle vostre iniziative, visto che c'è tempo, intanto facciamo poi cerchiamo di capire chi ha vinto la puntata. Allora, chiedo a Giorgio di indicarci le prossime iniziative. Chi è che parla delle iniziative della Prolocco? Giuliana, allora vieni, prendi il microfono, il gelato, così ci ricordi le vostre iniziative con alcune foto che ci avete inviato e Faedis si prepara. È già pronto, vai Giuliana. Le prossime iniziative a Moggio inizieremo adesso il mese di maggio con la settimana della cultura friulana in collaborazione con la società filologica per aprire poi nei mesi di luglio fino a settembre con le consuete Gnozza Muec che siamo arrivati alla 25esima edizione. Ecco, nelle Gnozza Muec ospiteremo teatri, proiezioni, concerti e tante altre cose che sono in via di programmazione perché noi domani sera ci incontreremo con tutte le associazioni locali. La prima domenica di settembre faremo la festa in Valalba, che è la nuova riserva naturale che abbiamo nel nostro comune, in collaborazione con il Parco delle Prealpi Giulie, e poi per finire l'anno le nostre consuete feste di Natale dove saremo protagonisti con i presepi. Quest'anno abbiamo festeggiato i 20 anni e quindi stiamo preparando l'edizione numero 21 del nostro concorso. Bene, complimenti, abbiamo visto anche qualche immagine che fa riferimento appunto a questo vostro concorso. Faedis, Michele. Adesso con la primavera inizieranno le escursioni, quindi ci sarà la camminata con gli asini della Prolocco di Colloredo, poi ad aprile avremo alla corte di Refosco di Faedis, che ci sarà una mini cantine aperte con anche menù tipici nei ristoranti e in quelle occasioni la domenica ci sarà una camminata organizzata dalla Prolocco di Campeglio per tutte le cantine. Poi gli appuntamenti più importanti del resto dell'anno sono a giugno con l'Agribike e durante l'estate poi ci sono sempre degli eventi come cinema, teatro nelle ville. Quest'anno abbiamo ad agosto il 38esimo premio di fedeltà alla montagna perché premieranno un nostro concittadino, è organizzato da l'ANA, a CLAP, sarà dell'azienda agricola Luca Pantanali e quindi avremo un raduno alpino il 24-25 agosto. Poi a ottobre ci sarà la festa di valle che chiuderà un po' l'annata. Dimenticavo a luglio, anche se non organizziamo, a giugno c'è la Biriamo, sempre organizzata dalla Prolocco di Campeglio.
è la festa nella Ponca e poi a luglio c'è il Green Volley che anche se non è organizzato da una Pro Loco è sempre un evento. È sempre un evento molto sentito. Io chiederei ai capitani di mettere le pulsantiere sopra il nostro cubo colorato. Il regista interviene. Abbiamo annullato la penultima domanda, restituite i punti che avevate perso. Ecco, annullata. 9 a Mozzo e 3 a Faedi. Ecco, questo è da regolamento nel momento in cui vi accomodate qui vicino, quindi adesso scopriremo chi ha vinto e poi faremo le ricerche. Qualcuno vi ha scritto da casa per la domanda? Dovrebbe essere Paolaro. No, c'è Paolaro. C'è Paolaro anche. Ok. 0 per tutti. Ok, questo è quello che... Adesso conosceremo, adesso non sappiamo, perché non abbiamo fatto i calcoli, quindi la regia hanno riformulato il tutto, ricalcolato il punteggio e vediamo chi è il vincitore della puntata e chi andrà ai quarti. Moggio Udinese 86, quindi vince Faedis, 90 punti per 4 punti. Grazie per aver partecipato, grazie Sindaco, grazie davvero. Faedis quindi ritorna ai quarti di finale e ci scusiamo insomma, per questo errore, adesso insomma, verificheremo se l'errore è nostro della macchina, insomma verificheremo. Comunque il punteggio... Comunque verificheremo per le prossime, ecco. Comunque è stata annullata e quindi è come abbiamo ritornato il punteggio, quindi poi andiamo a verificare dopo la trasmissione, così tranquillo, va bene? Io ringrazio Michele Cupitò, Faedis ritorna, vi indicheremo le prossime date dei quarti di finale, comunque ritornerete a marzo. Michele Cupitò, grazie mille per essere stato qui con noi anche con Paolo Rizzotti dietro le quinte ed è bello rivedere le immagini che comunque hanno fatto la storia di questa televisione. Grazie, mi fa piacere aver fatto parte... piccola parte della storia di Telefriuli, questi 40 anni, quindi grazie davvero, grazie per l'invito a te e ovviamente a voi di Telefriuli e tutto lo staff, grazie. Grazie alle Proloco partecipanti, grazie a Tommaso Ravo, Paolo Bassi, Pierangelo Buttazzoni, il mitico Gianni e Luchino Fornasero. Grazie a tutti voi e ci vediamo giovedì prossimo.